Eccoci alla vigilia di questo 49esimo rally del Friuli Venezia Giulia con Gian Domenico Basso. Giando, benvenuto. Grazie. E ti chiediamo quali sono le aspettative per questa gara. Come al solito, prima di iniziare si chiede sempre cosa ci si aspetta dalla gara stessa. Dici tu. Ci si aspetta sempre di far bene, di puntare al podio. Diciamo, arriviamo da una gara molto bella che è stata quella del Portogallo. Adesso qui è una gara un po' difficile, anche questa molto bella, però parecchio diversa, ecco, di dove abbiamo fatto l'ultima gara, quindi dovremo vedere anche l'auto, la vettura come si comporterà in queste strade un po' più sporche, diciamo, con più taglia, un po' in alcuni pezzi più insidioso, se vogliamo dire, ecco. Poi il tempo ne fa un po' di condimento, ecco. Ti abbiamo visto apparire nell'elenco iscritti tra gli ultimi. Cos'è che porta un pilota a venire al rally del Friuli Venezia Giulia? Sì, ci siamo iscritti un po' all'ultima, ma ormai mi sembra che quest'anno sia un po' l'abitudine, ecco, per noi. Per noi, un po' all'ultimo perché comunque avevamo, insomma, conosciamo i soliti problemi che possono essere, certo, di budget e altre cose. Però è una gara che mi piace, è una gara del campionato italiano e non solo, è organizzata molto bene, quindi fa piacere ad ogni pilota, ecco, esserci. Ecco. Poi i motivi, se uno c'è o non c'è, sono molti. Per forza, un saluto, un invito a tutti quelli che verranno a urlare il tuo nome sulle prove speciali di questo rally. Di fare il tifo a me e anche un po' agli altri. Grazie mille. E poi magari di mettersi nei posti di sicurezza, che noi dobbiamo pensare a guidare soprattutto e non pensare a chi ci sta a lato, però sono sicuro che come sempre sapranno dove sistemarsi. Perfetto, grazie.